11:08 minuti. Alla Catalla comincia. Finisce. Alla Catalla finisce. Questa è la terza puntata dell'ultima settimana, significa che abbiamo oggi, domani e dopodomani. Poi dopodiché ci saluteremo e ci daremo appuntamento al futuro. Qualcuno mi ha detto come mai una maglietta nera, maniche lunghe, picchi ce l'hai. Che vuol dire? No, a parte perché ce l'hai a casa e quindi ogni tanto me la metto per male che uno non sa mettere. Ecco. Mia madre dice sempre, l'hai roba mamma, spruttele con la è giusto, è normale. Che è giusto che sia così. No, ma a parte quello dico, non è che ci sia questo tempo meraviglioso. Se io esco di mattina e so che devo tornare stasera tardi, e allora giustamente ce l'ho fatto. Non è che sogno calato di più. E mi manca completamente la voce. Mi sembri un po' il mio amico Erasmo, quasi. Erasmo è un poco più grezzo quando parla. Sì, la voce molto basso. Che ci porta in salute Kevin. Ah, grazie. Ma ci fa chiamare Samantha, sempre ad Amsterdam. Ha cambiato la città. Ora fa ballerina a Moulin Rouge di Parigi. Lo figlio, ma è famoso. Che meraviglia. Vabbè, oggi abbiamo cominciato così con Erasmo, no? Perché proprio manca voce, però devo dire che oggi la voce tornerà subito, anche perché lo facciamo vedere anche alla telecamerina di Tony Etna, che come sapete ogni tanto fa le riprese e poi mette su YouTube. Capolino. Fai un capolino tu? Fa capolino ogni tanto. Dove? Fa capolino apre le porte. No, portano anche i dolci i nostri amici Claudio, Claudia, che io mi soffermerei di più su Claudia onestamente. Beh, insomma, e c'è anche il dottore, il nostro Angeluzzo. A faccia. L'unico uomo al mondo che mette la cuffia sul cappellino. Claudio oggi ha preparato un argomento eccezionale, vai. Oggi ci trasformiamo in non sai per niente. Padre Castiglia e Padre Fallica. No. Si confessano con noi? Oggi si confessano con noi. Ma date un messaggio. Peccato. Anche come si fanno, sai, come le confessioni della prima comunione, periodo di prima comunione. Io ho fatto arrabbiare la mamma, ecco, ti ricordo. Quando arrivano dopo, se poi arrivano ho fornicato. Vabbè, non importa, insomma. Voi fate, noi siamo Don Fallica e Don Castiglia. Don Fallica ci sta buono, devo dire. Ma anche Don Castiglia non sta male, dai. Padre, mi perdoni perché ho peccato, ho fatto l'amore di recente con Cristiano. Giugione. Come? Giugione. Ah, vabbè, Giugione. Mare, profumo di mare. Guarda Etna, guarda Etna. Ma chiedi? Sono io che parlo, non è quello che parla, quella è la foto. Guarda che meraviglia, grazie ragazzi, grazie Claudio, grazie Angelo, The Doc. Salutiamo anche l'onorevole in ogni caso, grazie mille. Ciao onorevole. Allora pensa per gli occhiali, noi non passiamo un po'. Bene. Grazie di autore, ragazzi. Grazie. Arigato. Grazie. Una bella canzone di James Blunt, Love. Vabbè, bella fantasia c'era James Blunt. Vabbè, ma sai, insomma, però una bella canzone d'amore, quando tu dedichi una canzone d'amore, amore. Anche questa che è una nulla delle... amato, amar perdona. Ma che ti picchiavo? No, non lo so, ma insomma. Però si diceva a scuola, perché diceva a scuola? Ma no, le dicevo anche. No, le dicevo anche. Che dicevi? L'albero cui porgesti la pargoletta a mano. Non si ferma, capito? Non è non è che si ferma. Ei fu siccome immobile dato il mortal sospiro. Ei fu e punto intanto. Ei fu, perché mosso. Ei fu siccome immobile, vai. Dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore. Orba. Che fai? Mi correggi? Forza, vai avanti. Orba di tanto spiro. Così, percossa e attonita la terra annunzio sta muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Nessa. Vabbè, basta, è inutile quando che sai. È mortale, la sua cruenta polvere. Sì, vabbè, ora dimmi questo. A calpestar. Stai zitto, ora senti questa. Passata è la tempesta. Odo augelli far festa. Basta. Sono morti così. Mo sono gli augelli, vabbè. In ogni caso abbiamo ancora ospiti che vengono a trovarci qui in studio. Ciccocò, 3 civette sul comò.
Senti, che già facevano l'amore. Già mi fa impressione che ci sono con la sul figlia. comò. Poi che fanno l'amore che ai figli dottore. È un po' strano. Ma poi figli dottore, voglio dire, c'è una famiglia hanno mezzo, non è una cosa carina. Beh, sì. Vuoi finire che mi ha parlato di una cosa ma io seria? un altro paio te ne volevo dire. C'è un peccato. Come mai, figliola? Io sono fidanzata di 2 anni. E mezzo anche. 2 anni e mezzo. Sì. Pare che ce l'avevi in mezzo. No, insomma, in mezzo fa molto. Dall'ultimamente desidero dimorare un altro uomo che mi perseguita. Ma lo desidero io o mi perseguita lui? Non l'ho capito ancora. Tu lo desideri, ma lui ti perseguita. Mi sento in colpa per aver tradito con la mente. Assolvetemi. Ecco, assolta. Come te lo devo dire che se c'è uno che viene a casa mia, l'altro giorno ha suonato la porta, io ce l'avevo la porta, bello caroso, sai, simpatico, alto, bello, biondo, occhi celesti, mi disse, signora, suo marito c'è a casa? Ci disse, no, mio marito è a lavorare, tra sì, mi pigliamo, abbiamo un dondovano e abbiamo fatto l'amore per 3 ore e mezza. Ieri è venuto di nuovo, appena suonavo io ce l'avevo la porta, vista una giornata bello come il sole. Mi disse suo marito c'è, ci disse Gioia, mio marito non c'è. Mi pigliavo, mi portavo una banna sulla lavatrice, hai messo che centrifuga, 5 ore di centrifuga. Esagerato. Ora la cosa che mi chiedo io, ma hai chiesto di mio marito, ma che schifo vuole? Buonissimo. Padre, perdonami che ho molto peccato, ho tradito mia moglie con Cristiano, non me ne do pace. Lino Cadigna, ma non ci metto manca sì, no? Dai. Ti prego, ma perché anche Lino Cadigna io non ci credo. Mare, profumo di mare. L'hai visto chi c'è? Ho visto. C'è un figlio di Maria. Ma io che ho meraviglia. figlio di Maria, hai capito? Ma no, così su figlio di Maria, io ho figlio di. Allora aspetta, Silvio è figlio di Maria. Sì. O vicino io ho un nipote di Maria, no? No, è il figlio del figlio di Maria. Sempre di Maria. Sempre figlio di Maria. Vabbè, ma siamo tutti figli di Maria, giusto? Siamo tutti figli, ma no tutti figli suoi però. No, ma tutti siamo figli di Maria. Ah, per quello sì. Esatto. Vabbè, Peppe. Dai, lascia stare. Come si chiama? Salvuccio. 7 anni ave? 7 anni. Minchiato su, non ci posso dire. Ma 7 anni, caruso. E che 7 anni a licenza non me la dare. 7 anni, da quando sembra più grande. Più grande, avevi mostazza con una voce nicchia, come più grande? Guarda quando è, danni enorme. I basettoni, certo. C'hai i basettoni. Guarda che vedo. La barba te la fai già, Sì. No, io devo fare nocca a testa, giustamente a 7 anni. Figlio di Maria. Salutiamo la nostra Ippi, che come sempre ovviamente abbiamo salutato con la manina, lo vedrà anche questa sera poi sul web, perché Tony Ettena già è pronto, già sta montando nella sua mente, già ha montato il servizio. Poi, ciao Giuseppe, qui oggi c'è troppo caldo, cosa mi consigli, di stare a casa o andare al mare? State a casa. Sì, stai a casa, non ti muovere. Ciao Ippi, fai vedere la manina. Ciao Ippi. Salutate Ippi. Ciao Ippi. Salutiamo anche Vittoria Simona, salutiamo Lisa da Mineo che oggi ha proposto lei l'argomento, mi pare di capire, è vero o no? O perlomeno è uno di quelli che era nel messaggio. Ah, forse. Sì. No, non mi sono fatta sito con Filippo, aspetto la persona giusta, per ora coi ragazzi ho chiuso, dice Rosaria. Come hai chiuso, Rosaria? Come? Falla stare andata. Ma che? Ma falla stare stare tranquilla. Ma finalmente ha conosciuto Filippo, ma ha stretto un po' di amici. No, niente. Vabbè. 5 euro costa, ma ci mangiano 10 persone. Di che stiamo parlando? Il cannolo. Costa 5 euro. 5 euro il cannolo. Ma che chiedo rosso, tanto. Ma è tanto però, è tanto. Ciao Peppe, volevo salutare i miei amici Giorgia, Tatiana, Anna, Salvo e Daniele, soprattutto te. Un bacio, bye Vanessa, ma grazie. Sì. Allora, ciccioni euro, una pigliazza sta maglietta, pare che ha fatto il giro totale, chiama maglia rosa, come sono condannato. Sta parendo cipollini in pensione. Sta parendo Gemonde quando era in pensione però. Sono Graziano, vi volevo chiedere, ma per venire da voi che è fare? Con la macchina oppure con l'autobus? Lo dice forse per entrare c'è la porta. Mi piacerebbe un casino, sarebbe una bella esperienza. Ciao alla Catalla City, ciao Rusi. Noi ci ritroviamo domani per la penultima puntata di Alla Catalla, che poi è anche la più bella degli ultimi 97 anni, quindi non perdetela. Ringraziamo i Claudi.
Anzi, Claudio e Claudia. Il dottore. Ciao, grazie Doc, grazie dei regali. Tony Etna. Sono carini, hai visto che regali. Che complimenti anche veramente grazie per quel file carinissimo che troverete penso anche su angeluzzo.it, dove ci sono anche gli spezzoni delle puntate di Alla Catalla. Ringraziamo Angeluzzo per tutto quello che ha fatto in anche per i pasticcini, poi, anche per i pasticcini, perché ne hanno portati penso alla fine quando sarà un quintale in tutto anno. Sì, tutto sommato ci siamo arrivati. Ma a proposito di quintali, salutiamo il figlio di Maria. Ma dai, guarda quanto è fatto, disonesto. Magari che va a freva, non scala più. Ma non dire queste ciao cose. Danilo, ciao Salvuccio, un bacino e ciao a tutti voi. Alla Catalla domani. Ciao Claudio. Voglio chiudere con questa. Dai, chiudo tu. Dai, chiudiamo con questa. Bellissima. Dimmi, che ne pensi? Bellissima. Una bella chiusura. Dopo di noi c'è Cristiano Di Stefano. Tra pochissimo Cristiano con voi fino alle 4:30. E noi ci sentiamo domani. A domani. Alla Catalla. Ciao. Alla Catalla.